Il terzo 0-0 di fine in campionato della Saremese è stata la separazione consensuale con Mattia Gori già accosatosi alla Cittadella Vismodena, panchina affidata ad interim ad Andrea Caverzan come un anno fa e gara contro il Gozzano che diventa uno scontro diretto per la salvezza. I piemontesi hanno vinto 3 delle ultime 4 partite, sono reduci dal successo in casa del Ligorna, una partenza shock quella dei Matuziani perché al settimo minuto c'è questa percussione di Lischetti più simile a uno sfondamento rugbyistico, il numero 9 vince 3 rimpalli, si trova tu per tu con Maffio, lo batte in diagonale 1-0 per l'11 di Diego Mora e reazione ospite che si fa attendere ma arriva verso metà frazione quando Camerino entra in area, si sposta la palla sul sinistro e impegna Aiolfi nella parata in due tempi. Di ben altra caratura, quella di Maffi dalla parte opposta su conclusione dal limite di Pluvio, una punizione beffarda che picchia davanti al portiere piemontese e il colpo di testa quasi a botta sicura di D'Antoni sul corner conseguente sono le ultime immagini filmate da Nico Cosentino nella prima frazione. Nella seconda subito una sassata dal limite che termina fuori di poco, un'azione manovrata con conclusione di Pluvio e parata a terra di Maffi da parte degli ospiti. La Saremese non riesce a rendersi pericolosa, allora ci prova Masetti su punizione trovando la respinta dell'estremo ospite, gol divorato da Lischetti a 15 dal termine, questa volta un ripallo è nemico del numero 9, forse in finale dei Liguri con la parata di Aiolfi su conclusione da dentro l'area, con la rovesciata di D'Antoni che assume una traiettoria beffarda e finisce fuori di poco. L'ultima preghiera è quella di Andreis, il cui colpo di testa su cross da destra termina a lato di pochissimo. Troppo poco per centrare il pareggio, arriva la sconfitta che inguaglia Matuziani e domenica prossima al Comunale arriva la capolista.